Buonasera e ben ritrovati in diretta col nostro telegiornale. Tanti gli argomenti di oggi, ma partiamo dai titoli. La prossima sarà la settimana decisiva per la definizione delle candidature alla presidenza della Regione. Centrodestra e centrosinistra discutono. Intanto martedì Salvini sarà a Cosenza. C'è un problema rifiuti che coinvolge tutta la regione. A Crotone il sindaco chiama a raccolta i primi cittadini della zona che disertano, però la riunione. Sospeso a Divinis dopo la condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione per induzione alla prostituzione minorile, l'ex parroco di Zungri è stato trasferito dai domiciliari in carcere. Manifestazione indetta dai comitati degli utenti per denunciare lo stato in cui versano le ferrovie in Calabria, territori isolati e treni insicuri. Sarà attivo nei prossimi giorni un nuovo sistema per la rilevazione delle presenze turistiche in Calabria. 2 sconfitte nel quarto turno di Serie B per Cosenza e Crotone, i lupi beffati nel finale a Benevento da Armenteros, mentre i pitagorici frenano la corsa a Cremona. In C pareggia in casa il Rende. Buonasera e ben ritrovati ancora dalla redazione di Teleuropa Network. In apertura parliamo di politica perché la prossima sarà una settimana decisiva per la definizione delle candidature alla presidenza delle prossime regionali in Calabria. Centrodestra e centrosinistra discutono, intanto Cosenza si prepara ad ospitare martedì l'arrivo di Matteo Salvini. Le domande sono 2. La prima, che farà il PD? Ascolterà Oliverio oppure si muoverà lungo la strada disegnata dal commissario Graziano? E il centrodestra sarà unito oppure no? Le risposte per entrambi i quesiti non arriveranno subito, ci vorrà ancora del tempo perché, come si dice in questi casi, devono consumarsi i passaggi. Ora, di che passaggi parliamo? Ebbene, presto detto, nel PD che vuole andare oltre Oliverio non ci sono idee chiare e non c'è nemmeno un candidato alternativo. Il partito non vuole fare le primarie, ma 59 circoli firmano la richiesta affinché si facciano perché sostengono non vogliamo candidati calati dall'alto. Altro passaggio riguarda il dialogo con il Movimento 5 Stelle per una soluzione, civica. Ma qui i desiderata dei dirigenti del PD non collimano con le intenzioni del movimento, se è vero come è vero che i vari Morra, Ferrara e Orrico non prendono in considerazione questa ipotesi. E allora? Si arriverà ad una soluzione che non è detto che non sia traumatica. Per la serie Roma decide in un modo, in Calabria si decide in un altro. In questo quadro non va sottovalutata la questione Renzi. Al momento il nuovo partito pare non abbia intenzione di dire la sua in chiave elettorale, ma in politica mai dire mai. Bene, quindi aspettiamo. Nel centrodestra c'è la partita Occhiuto. Ieri Tajani ha detto che il candidato spetta a Forza Italia. La Meloni in un'intervista ha annunciato un incontro nella prossima settimana con Berlusconi e Salvini per mettere fine al continuo bailam di notizie vere o false che siano. Ma a proposito di Salvini, martedì l'ex ministro sarà a Cosenza. È probabile che dirà qualcosa sull'argomento candidatura. Nel frattempo Occhiuto continua a muoversi in Calabria illustrando il suo progetto e raccoglie simpatie, come quella di Enzo Ciconte, che ha piazzato il suo movimento Calabria delle Idee proprio dentro la proposta Occhiuto. Spazio anche per Carlo Tanzi, che a Reggio Calabria ha illustrato il suo progetto per la Calabria che ha in mente. Cambiamo argomento, parliamo di rifiuti perché sono solo 9 i sindaci che hanno partecipato all'assemblea convocata dal sindaco di Crotone Ugo Pugliese proprio sulla questione dei rifiuti. Deluso il primo cittadino di Crotone, bisogna dare risposte alla gente, ha detto. La questione rifiuti continua a tenere banco a Crotone. Il sindaco pugliese, in qualità di presidente della comunità d'ambito, ha convocato l'assemblea dei sindaci ricompresi nel lato rifiuti, ma all'appello hanno risposto soltanto 9 sindaci. Non essere presenti è un motivo veramente di incoscienza amministrativa. Non voglio, con questo con incoscienza non voglio dire che non hanno preso coscienza realmente del problema. E questo è gravissimo come situazione, perché è un problema che potrà ricadere, come ricadrà, sulle loro spalle, perché l'individuazione del sito dove realizzare una discarica pubblica e, come ha suggerito il sindaco di Scandale, anche probabilmente una linea per la frazione secca,
non è cosa da poco. Nonostante le assenze, però, l'Assemblea ha individuato un'area bianca per il conferimento dei rifiuti. Per il sindaco pugliese bisogna dare risposte ai cittadini. Se non ci vengono date direttive nuove dal governo centrale e non ci viene assegnata una direttiva, così come sta facendo la Regione Calabria, che ci passa sic simpliciter tutte le problematiche, è chiaro che il problema ricade su di noi e noi vorremmo che i concittadini capissero che sforzo si sta facendo per trovare una soluzione, e limitare una discarica che sia completamente pubblica e a servizio solo del dato rifiuti, cioè a servizio solo dei nostri comuni, è un grossissimo passo avanti. C'è poi la questione della discarica di Columbra. Il sindaco ha contestato l'ordinanza della regione. Oggi abbiamo limitato questa ordinanza, che era devastante se fosse stata portata per come era stata impostata. Era realmente devastante, perché l'ampliamento di 500.000 tonnellate sarebbe stata devastante per il territorio. L'abbiamo limitata nel tempo, nella volumetria, proprio per utilizzare questo spazio per arrivare alla soluzione del problema. Il pericolo reale, concreto, io lo vedo concreto e reale, è che i 120.000 tonnellate non basteranno e che non basterà il tempo che è stato determinato, e quindi se questo si esaurirà prima noi avremo di nuovo lo stesso problema, e questo io non lo consentirò mai e poi mai. Parliamo adesso di cronaca. La cronaca ci porta nel Vibonese, perché è stato sospeso a Divinis dopo la condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione per induzione alla prostituzione minorile l'ex parroco di Zungheri, che è stato trasferito dai domiciliari in carcere. È stato accompagnato nella casa circondariale di località Castelluccio a Vibo Valentia, Don Felice e La Rosa. Gli agenti della polizia di Vibo Valentia, ed in particolare gli uomini della squadra mobile, sono andati a prelevarlo per dare esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro nei confronti dell'ex parroco di Zungheri, attualmente sospeso dalle funzioni, poiché è condannato con sentenza definitiva alla pena di 2 anni e 4 mesi per il reato di induzione alla prostituzione minorile, accertato nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria denominata Settimo Cerchio, conclusasi nel novembre del 2016. Come si ricorderà, l'inchiesta, denominata Settimo Cerchio per chiamare l'inferno della Divina Commedia di Dante, fece luce su un giro di prostituzione minorile e vide coinvolti anche un cittadino bulgaro di 28 anni ed un pensionato di 64 anni originario di Zungheri. A suo tempo fecero scalpore i particolari raccolti attraverso le intercettazioni, durante le quali i poliziotti ebbero modo di ascoltare ogni particolare relativo ai desideri del parroco, che avrebbe commentato con gli altri arrestati le prestazioni sessuali dei minori con i quali si sarebbe appartato in luoghi isolati. L'ordine di esecuzione per la carcerazione è stato disposto di fronte ad un residuo di pena da scontare corrispondente ad 1 anno e 1 mese. Da qui l'intervento dei poliziotti, che hanno prelevato il sacerdote per associarlo presso la casa circondariale di Vibo Valentia. Lasciamo solo per il momento la cronaca. Parliamo adesso di una protesta dei comitati degli utenti delle ferrovie a Catanzaro Lido, che denunciano treni insicuri e territori scollegati. Chiedete a chi viaggia in treno, non vi parlerà di una Calabria, ma di più Calabrie. I collegamenti, il vero tallone d'Achille di una regione penalizzata da distanze mai accorciate. Stamattina a Catanzaro Lido la protesta dei comitati utenti ferrovie regionali, che da 8 anni si battono affinché venga riconosciuto il diritto alla mobilità nella nostra regione. Da Reggio, Cosenza, Crotone, con lo slogan "Vogliamo il giusto", sono state promesse molte cose, ricordano i manifestanti. Ci sono stati investimenti milionari e scadenze non rispettate. La richiesta è semplice: più corse e treni sicuri. Rivogliamo i nostri treni, i treni che avevamo una volta, che facevano la linea ionico-adriatica e la linea anche tirrenica. A partire da queste 2 dorsali si possono integrare dei servizi regionali coordinati, in modo che tutti i cittadini calabresi, in particolare quelli della fascia ionica, possano agganciarsi a dei treni di qualità. Non è che per tutti i costi vogliamo l'alta velocità, ci basterebbe avere la velocità, perché qui da noi i treni viaggiano ancora a 40 all'ora. Dopo aver speso 40 milioni per sistemare la linea Crotone-Catanzaro Lido, si viaggia ancora peggio
e in maniera ancora più lenta. Sono cose inaccettabili. Dove stanno finendo i soldi dei calabresi? Che cos'è questa politica che non dà risposte a quello che chiediamo? Da Crotone la denuncia di un territorio isolato. Sono ben felice che a Sibari sia stata messa la Freccia Argento. Come ci arriviamo noi da Crotone? Cioè non c'è nessuna coincidenza sotto nessun punto di vista. Non si fermeranno, anzi le loro proteste, annunciano, diventeranno più eclatanti. Adesso parliamo di turismo perché la Regione Calabria, nell'ambito delle azioni di sviluppo del sistema turistico locale, ha inteso innovare il software di rilevazione dei dati turistici ormai desueto in uso all'Osservatorio Turistico Regionale, struttura del Dipartimento del Turismo e Spettacolo. Vediamo di cosa si tratta. I dati sul turismo nella nostra regione hanno visto una crescita senza precedenti, con un incremento del 40% della domanda turistica rispetto ai primi 3 mesi del 2018. Numeri confortanti che fanno ben sperare per il futuro e per rivoluzionare il modo e la tempistica di raccolta, di gestione e divulgazione dei dati che possono essere utilizzati anche per indirizzare la programmazione, adeguandosi all'orientamento dei flussi turistici in continua evoluzione. L'ente regionale ha attuato un nuovo sistema di rilevazione, si chiama ROS 1000 DGS e costituisce un cambiamento incisivo nell'assetto di governance della destinazione turistica calabrese, fortemente voluto dal Dipartimento Turismo della Regione Calabria, diretto da Maria Francesca Gatto. In comune accordo con il Presidente Oliverio è stato attuato un nuovo sistema che sarà online dal 7 ottobre 2019, gratuito e raggiungibile da postazione fissa e device mobili, e che consentirà al Dipartimento Turismo e alla Regione Calabria di acquisire i dati in tempo reale, e questo anche ai fini di un'attività di programmazione turistica puntuale e immediata. Il sistema ha l'obiettivo di migliorare qualitativamente e quantitativamente la raccolta dei dati e arricchirli di contenuti informativi senza ulteriori aggravi dei costi e delle modalità di rilevazione per le strutture ricettive. Per garantire il corretto e immediato utilizzo della nuova piattaforma informatica, la Regione Calabria ha anche previsto delle giornate formative per gli operatori turistici su più sedi dislocate nel territorio regionale, al fine di agevolare la partecipazione. Adesso ci spostiamo alle Terme Luigiane di Guardia Piemontese, dove sono state molte le presenze fuori regione. Gli operatori intanto temono per il loro futuro occupazionale dopo la chiusura della stagione prevista nel mese di dicembre. Sono arrivati soprattutto da fuori regione gli utenti delle Terme Luigiane, Puglia, Lombardia e Sardegna per restare in Italia. Secondo i dati circa il 60%, non mancano le presenze straniere, arrivi da Germania, Svizzera, Francia, Russia, Canada e Stati Uniti in una percentuale del 15%. Il restante 25% è fatto da calabresi. Ci sono ancora 3 mesi, si potranno effettuare le cure fino a dicembre. Un patrimonio da non disperdere, fanno sapere i dipendenti, con il pensiero proiettato alla chiusura della stagione e alle preoccupazioni legate al futuro occupazionale per il proseguo delle attività per il 2020. Nonostante l'accordo raggiunto tra la Regione Calabria e i 2 comuni, Acquapese e Guardia Piemontese, non è stato ancora avviato il tavolo di lavoro per stabilire la continuità lavorativa. L'appello dunque è alla politica. Tengano ben presente che diciamo si muovano in tempo utile, proprio per non disperdere questo grandissimo patrimonio e il lavoro che stiamo svolgendo da tantissimi anni, che altrimenti verrebbe compromesso. Quindi crediamo che venga tenuto questo in considerazione e che venga tenuto in considerazione la nostra azienda, che è un'azienda sana, è un'azienda fatta di persone per bene, e questo è veramente un fiore nel deserto nel nostro territorio. Nasce in Calabria invece un'azienda che si occuperà di manutenzione ai velivoli delle compagnie aeree in transito negli scali calabresi, un servizio finora non disponibile che renderà più celeri gli interventi e garantirà maggiore sicurezza. Si chiama Isca AM ed è stato presentato in Confindustria a Cosenza.
Ecco il momento in cui uno stormo passa sulla traiettoria di un velivolo intercettando uno dei motori, un classico esempio di Bear Strike, uno dei tanti inconvenienti che possono condizionare il traffico aereo, costringendo le compagnie a fermare i loro mezzi in attesa di interventi di manutenzione. Capita che in Calabria l'attesa si prolunghi per l'assenza di tecnici specializzati sul posto, una lacuna che si propone di colmare una nuova realtà presente nell'aeroporto di Lamezia. Nasce l'idea da partire dal sud perché abbiamo visto che c'era proprio la difficoltà dei tecnici al sud, sia di reperire tecnici specializzati per fare questo lavoro di alta competenza, sia perché effettivamente non c'era sullo scalo lametino una società pronta all'intervento per altre compagnie. C'era chi ha la propria assistenza tecnica all'interno degli scali di Lamezia, ma non era predisposta per altri scali, o meno non nell'immediato, dedicato solo a questo. Isca nasce ed è dedicata solo agli interventi di linea verso l'esterno, quindi per tutti i vettori che si rivolgono allo scalo di Lamezia. Una novità che nel tempo potrà rappresentare anche un'opportunità di lavoro per i giovani calabresi. Bisogna essere degli specialisti con un percorso specifico ben strutturato e normato dalle normative almeno europee ma internazionali, e devono essere seguite da delle scuole specializzate. Non le nascondo che il nostro desiderio, il passo successivo, è quello di creare delle scuole qui in Calabria e poter dare lustro alla Calabria anche di altri tecnici che possono non dover fare soltanto i corsi fuori, ma anche qui sul territorio, e da qui poi partire. Confindustria Cosenza ha tenuto a battesimo un'iniziativa che parte dalla Calabria ma è destinata a diffondersi in altre aree dove sono presenti scali aerei non serviti da aziende che come Isca offrono assistenza alle compagnie. È una nuova impresa che arriva in Calabria. Noi siamo ovviamente molto contenti che cerchiamo di sviluppare la Calabria attraverso uno sviluppo endogeno, cioè di aziende locali, ma siamo altrettanto convinti che lo sviluppo possa avvenire anche attraverso l'attrattività di questa terra verso altre aziende che investono dall'esterno. Ed è iniziato questa mattina a Rende il 9° Forum nazionale dei giovani soci delle banche di credito cooperativo e casse rurali italiane, che si chiuderà domani a Cosenza. In città 300 giovani provenienti da tutta Italia in rappresentanza di circa 50 BCC. Oggi a Rende, domani a Cosenza, la 9ª edizione del Forum dei giovani soci delle banche di credito cooperativo e casse rurali italiane, al tradizionale incontro annuale organizzato quest'anno dai gruppi dei giovani soci delle BCC della Calabria in collaborazione con Federcasse e con la Federazione Calabrese delle BCC. Partecipano circa 300 under 35 che rappresentano 50 BCC di tutta Italia. Impact People è il titolo di questa edizione, che è un momento di formazione e di approfondimento sul tema della finanza mutualistica come finanza di impatto e sul ruolo dei giovani come primi attori dello sviluppo dei territori. Noi siamo particolarmente orgogliosi che il 9° Forum nazionale si faccia in Calabria, anche perché il forum è iniziato non stamattina ma alcuni mesi fa, quando i gruppi dei giovani soci delle BCC calabresi hanno cominciato a lavorare con autonomia, con entusiasmo, inventando un evento complesso dal punto di vista organizzativo, ma soprattutto dal punto di vista del metodo e dei contenuti, quindi veramente onore ai giovani calabresi. Dobbiamo cercare di mantenere la storia del credito cooperativo, di preservarla, perché con le logiche europee si sta affievolendo, e quindi dobbiamo fare in modo che i nostri giovani sappiano la storia, la sappiano difendere, perché difendere la banca di comunità è fare gli interessi del nostro territorio, delle nostre imprese, dei nostri contadini, dei nostri agricoltori, che hanno bisogno di una banca di comunità a cui rivolgersi. Il forum, che sarà l'occasione per la presentazione del bilancio sociale 2019 dei giovani soci del credito cooperativo, ospita ragazzi che hanno deciso di prendere in mano il loro futuro, mettendosi al fianco delle BCC, di cui sono parte attiva, per stimolare nuove idee e attività imprenditoriali. Tu da dove vieni? Treviso. È bello partecipare a un incontro simile? Beh, è bellissimo perché ti permette di conoscere diverse persone e di capire altre realtà diverse dalla tua. Io vengo dalla Versilia, Toscana, e sono il rappresentante dei giovani soci BCC Toscana, quindi tutta la regione. Ecco, perché hai deciso di partecipare? Ma sicuramente il forum è un'occasione unica di confronto fra tutti i giovani soci d'Italia, quindi sicuramente un'occasione di crescita, di vivere il mondo del credito cooperativo da un punto di vista giovane, diverso,
un modo totalmente unico di fare mutualità dal mio punto di vista. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. Nuovo mini sbarco in Calabria, 41 migranti di nazionalità irachena e iraniana sono stati intercettati e bloccati dalla Guardia Costiera alla periferia di Blancaleone, nella Locride. Tra i migranti anche 4 donne e 5 minori, tra cui 2 bambini di 6 anni. I migranti sono arrivati sulle coste calabresi a bordo di una barca a vela di una quindicina di metri che è stata bloccata dai militari della Guardia Costiera a poche decine di metri dalla riva. Subito dopo lo sbarco i carabinieri della Compagnia di Bianco e personale del commissariato di Siderno hanno posto in stato di fermo 2 cittadini ucraini ritenuti gli scafisti. È deceduto dopo un mese di agonia Ilario Ierinò, l'83enne residente a Roma, è rimasto coinvolto con la moglie il 19 agosto scorso in un incidente sulla statale 106 a Rocella Ionica. L'uomo è morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Locri per i gravi traumi riportati. I 2 coniugi erano tornati per le vacanze in Calabria e quel giorno percorrevano la statale 106 in direzione Caulonia quando la loro auto si è scontrata frontalmente con un'altra vettura condotta da un 31enne di Caulonia e sulla quale viaggiava anche un bambino. Nello scontro è rimasta ferita gravemente anche la moglie di Ierinò. Beccato in auto con 10 kg di coca, un 30enne di Locri è stato arrestato dalla Polstrada nei pressi dello svincolo autostradale di Cosenza Nord. Il giovane viaggiava a bordo di una Mercedes fermata dagli agenti ad un posto di controllo. La droga era nascosta in un doppio fondo posto sotto il sedile anteriore lato passeggero. I poliziotti hanno trovato 10 panetti accuratamente confezionati e sigillati. Botte, minacce e persecuzione all'ex compagno, un 38enne in manette a Reggio Calabria. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia. Dopo la fine della storia sentimentale avrebbe aggredito la ex, l'avrebbe seguita e avrebbe tamponato anche la sua auto. L'uomo era già stato condannato per reati simili negli ultimi 5 anni. E ci spostiamo adesso a Pianecrati, un piccolo borgo nella provincia di Cosenza che vuole rivivere partendo da alcune iniziative, come ci spiega il sindaco Michele Ambrogio. Cosa ci vuole per rivitalizzare il borgo? Cosa può fare un'amministrazione comunale che magari non ha soldi in cassa, non riesce ad essere attrattiva, per smuovere qualcosa? Beh, io penso che questi momenti sono importanti. Noi viviamo una fase molto precaria per quanto riguarda i finanziamenti dello Stato centrale e quindi queste opportunità sono momenti di festa, ma nello stesso tempo per inserire in un contesto o come dire un'economia. Sono 3 giorni di festa, la patrona Santa Barbara, la protettrice dei vigili del fuoco, riveste carattere di antica tradizione, dove se lei pensa verranno da oltreoceano, perché gli emigranti che sono partiti, hanno lasciato i loro paesi, ritornano in queste occasioni e quindi nel contesto della festa civile e religiosa ci saranno oltre 30 stedi dove giovani, dove imprenditori, dove commercianti esporranno i prodotti tipici locali, dove c'è economia. È una 3 giorni, è iniziata già ieri sera con una bella partecipazione, ma stasera ci sarà Stefano De Martino. Domenica ci sarà la processione religiosa con la banda musicale, i fuochi d'artificio e domenica sera concluderà alle 22 il famoso chitarrista internazionale Dodi Battaglia dei Pooh. Parliamo adesso di calcio con il campionato di Serie B, 2 sconfitte nel quarto turno del campionato per Cosenza e Crotone, i lupi beffati nel finale a Benevento dal gol di Armenteros, mentre i pitagorici frenano la corsa a Cremona. Vediamo com'è andata. Questa è la partita peggiore che ci potesse capitare, sia per avversario, che viene da 2 sconfitte penso immeritate, dopo aver fatto una partita a Crotone molto bene. Aveva chiesto massima attenzione mister Inzaghi solo ieri nel pre-gara, parlando dei lupi come un avversario ostico che non meritava le sconfitte subite fino a qui, e oggi al Vigorito, come al solito, la formazione calabrese gioca alla pari al cospetto delle grandi, contiene le folate degli avversari ma torna a casa a mani vuote.
È accaduto con la Salernitana, con il Pescara e la storia si ripete anche oggi con il Benevento, che ringrazia e vola in testa alla classifica. Il primo tempo scivola via senza troppi sussulti, le due squadre giocano sul filo dell'equilibrio e quando si fanno vedere dalle parti dei due estremi difensori, le conclusioni sono imprecise e neutralizzate senza particolari problemi. Le streghe provano a costruire, ma i lupi chiudono bene gli spazi e così si arriva alla pausa con l'unico sussulto che è dato dal traversone insidioso di Legittimo al 47esimo che mette paura alla retroguardia campana. Nella ripresa il leitmotiv è sempre lo stesso, botta e risposta da una parte all'altra. All'8° Manfredini costretto alla parata miracolosa sul colpo di testa di Rivière, mentre in area rossoblù Corsi in scivolata si oppone al tiro a botta sicura di Improta. Poi un episodio che fa infuriare i padroni di casa che chiedono il rigore per questo mani in aria che il direttore di gara evidentemente ritiene involontario. Dopo la girandola di Cambi si arriva allo scadere e il neoentrato Armenteros mette al 39esimo i brividi ai silani quando sul traversone di Insigne svetta più in alto di tutti ma in ritardo e indirizza la palla alta sulla traversa. È il preludio al gol che si concretizza in pieno recupero e sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Armenteros ci mette la zampata vincente che fa esplodere di gioia lo stadio beneventano e condanna il Cosenza alla terza sconfitta consecutiva. Per 92 minuti il centrocampo ha mantenuto, quindi per me hanno fatto un'ottima gara e ripeto, l'episodio macchia il gol preso, macchia un'intera prestazione. Quindi il giudizio forse va a cambiare, però teniamoci stretta la prestazione di valore che è stata fatta contro una grossa squadra. Abbiamo solo da mettere in campo tutta la consapevolezza di essere forti, di essere cattivi come lo siamo stati oggi, essere forse quella disattenzione oggi la paghiamo, non ce ne deve stare neanche una. Frena bruscamente la sua corsa in Lombardia il Crotone che contro la Cremonese non riesce a conquistare il quarto risultato utile consecutivo e trova la prima sconfitta stagionale. La squadra di Stroppa offre il fianco ai grigiorossi che partono subito forte e dopo pochi minuti tirano un sospiro di sollievo quando Cordaz ci mette una pezza sul tiro insidioso di Ceravolo. Ancora lui è il protagonista poco dopo e sbaglia la deviazione in aria mandando di poco a lato. L'appuntamento con il gol è rimandato di pochi minuti quando Ceravolo risolve una mischia in aria e fa esplodere lo Zini. Il Crotone non si perde d'animo e pareggia al 28esimo con un preciso colpo di testa di Zanellato sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla tre quarti. La squadra di Rastelli però non si perde d'animo e raddoppia al 43esimo. Palombi riceve palla da Renzetti sulla sinistra e si invola verso l'aria, tallonato da tre difensori. Il suo tiro angolato non lascia scampo a Cordaz. Nella ripresa i pitagorici provano a raddrizzare la sfida, ma alla fine dei 90 minuti devono arrendersi al risultato maturato nella prima frazione. Stroppa nel post gara dice: paghiamo una partenza poco incisiva. Eravamo posizionati, una mancanza di lettura, di capacità di fare le cose. Diciamo che eravamo un po' addormentati ai primi 20 minuti e quindi quando concedi gratuitamente, al di là della bravura dell'avversario, alcune situazioni, è normale che poi giochi a rincorrere e rincorrere qui non è semplice. Abbiamo creato anche delle situazioni, potevamo essere più bravi, vado a fare i soliti discorsi, però sicuramente potevamo fare di più. In Serie C invece trova il primo punto nell'anticipo il Rende, vediamo. Trova il primo punto stagionale il Rende che a razza pareggia e conquista contro il Teramo un punticino che vale oro e che salva la panchina di mister Andreoli. Un'iniezione di fiducia in vista della gara di mercoledì contro la Paganese. Il match si sblocca al minuto 41 quando Bombaci, direttamente su calcio di punizione, mette il pallone in rete lasciando immobile Savelloni. Andreoli suona la carica e nella ripresa prova a cambiare qualcosa, ma è bravo Rossini a vedere fuori dai pali Tomei e con un preciso pallonetto regala a Rende un pareggio cercato e voluto. Finisce 1-1 e per i biancorossi inizia un nuovo campionato. E adesso vediamo le previsioni del tempo.
Dopo la brevissima parentesi instabile di giovedì e venerdì, l'alta pressione ritorna a dominare lo scenario italiano, garantendo un weekend che sulla nostra regione nella prima parte sarà stabile. Le temperature aumenteranno, ritornando di nuovo poco al di sopra delle medie del periodo. Domani cielo parzialmente nuvoloso per passaggio di nubi medio-alte da ovest, con la possibilità anche di qualche isolato piovasco sull'Alto Tirreno Cosentino. Temperature in aumento, in particolare nelle zone interne. Passiamo ai mari e ai venti. Domani Ionio mosso sotto venti che tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali deboli. Tirreno poco mosso con venti da sud-est deboli o localmente moderati. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon weekend, arrivederci.